Discussione pubblica della bozza d'intesa sull'autonomia del Veneto all'Università di Padova. Il ministro Stefani assicura entro il 22 ottobre in Consiglio dei Ministri le 23 materie. La Guardia di Finanza di Portogruaro ha scoperto un'organizzazione dedita all'abusivismo finanziario in Veneto e Friuli Venezia Giulia che ha truffato diversi risparmiatori, 6 le persone arrestate. La coraggiosa denuncia di una madre trevigiana ha permesso l'arresto del pusher che aveva venduto della droga al figlio minorenne e lo ossessionava con richieste di denaro. I carabinieri di Padova arrestano un uomo che avrebbe venduto ad un padovano una dose di cocaina che ha provocato un infarto e la morte del 44enne. Aveva accoltellato un connazionale durante una festa, poi era fuggito nel suo paese d'origine, tornato in Italia è stato arrestato per tentato omicidio, in manette un domestico cingalese. La foto dell'attore Stefano Accorsi mentre mangia alle 2 di notte una pizza da sport in piazza San Marco fa infuriare esercenti e cittadini veneziani. In 400 a San Bugè di Preganzor per ascoltare il pioniere del gospel e il rap che parla di Gesù e della fede e l'iniziativa della parrocchia per rivolgersi ai giovani con il loro linguaggio. Buongiorno, ben ritrovati, prima edizione regionale dei nostri telegiornali, dunque l'avete sentito, presentazione pubblica della bozza d'intesa sull'autonomia del Veneto all'Università di Padova. Il governatore Zaia e il ministro Stefani hanno mostrato grande ottimismo. Noi siamo pronti con il progetto, con il Ministro, stiamo facendo un bel lavoro, vi confermo le 23 materie e poi vi stupiremo con effetti speciali. Il trasferimento dallo Stato alla Regione di tutte e 23 le materie previste e la possibilità di trattenere in Veneto i 9 decimi delle entrate. Si respira ottimismo nell'aula magna del BO, l'Università di Padova, dove il governatore Luca Zaia e il ministro per gli affari regionali Erika Stefani hanno spiegato a giuristi, economisti, ma soprattutto a semplici cittadini che l'iter è partito e che indietro non si torna. I tempi saranno brevissimi. Per auspico molto brevi, io ho la mia intenzione, il mio programma è quello di poter portare una bozza di intesa affinché possa essere discussa almeno all'inizio della discussione in Consiglio dei Ministri entro il 22 di ottobre. Certo poi bisogna che l'intesa sia firmata dal Presidente del Consiglio e che la discussione alle Camere ottenga la maggioranza assoluta. Lì si vedrà la vera volontà del Governo, specie se la componente 5 Stelle sosterrà l'autonomia. Di questo sono certa. C'è già nel contratto di governo e nella cabina di regia che io ho previsto fin dall'inizio per trattare della questione dell'autonomia è coinvolto decisamente il Movimento 5 Stelle. Nessuna spaccatura nord-sud, sottolinea il Ministro, perché molte regioni meridionali sono intenzionate a chiedere l'autonomia. Le trattative sono già avviate con 8 regioni, il Veneto è davanti a tutte, perché si è mosso per primo e c'è un referendum che parla chiaro e che dà a Zaia la forza di fare domande scomode a Roma. La solidarietà va data a chi si rimbocca le maniche, a chi non se le rimbocca il diritto di esistenza non gli deve essere riconosciuto. A noi lasciamo ogni anno male che vada 15 miliardi di euro di residuo fiscale a Roma. Penso che abbiamo anche il diritto di alzare il dito e dire scusate, ma cosa si è fatto dei nostri soldi? Dove sono finiti i nostri soldi? Infine anche la questione finanziaria non preoccupa, il Veneto è pronto ad assumersi le sue responsabilità. Sicuramente una gestione da parte del Veneto delle risorse in modo da avere anche una maggiore responsabilizzazione della spesa. Secondo me il grande obiettivo dell'autonomia è di quello di portare non solo il nucleo di decisione più vicino ai cittadini, ma anche la capacità proprio di gestione delle risorse. La Guardia di Finanza di Portogruaro ha scoperto un'organizzazione dedita all'abusivismo finanziario in Veneto e in Friuli Venezia Giulia. Sentiamo tutti i dettagli da Ilaria Marchiori. Buongiorno da Venezia, oggi parliamo di truffe e abusivismo finanziario. C'è stata infatti una raffica di arresti tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. La Guardia di Finanza proprio del gruppo di Venezia Portogruaro sta eseguendo dalle prime ore dell'alba i provvedimenti che sono stati disposti dalla Procura di Pordenone. L'indagine è iniziata parecchi mesi fa dopo che alcuni risparmiatori non sono riusciti a ritornare in possesso del denaro che avevano investito. Un giro di soldi da diverse centinaia di migliaia di euro su cui gli investigatori delle Fiamme Gialle hanno lavorato per svariati mesi e per poterne ricostruire il tragitto. E nel corso della notte c'è stata l'emissione di diversi provvedimenti cautelari. L'uomo che è considerato la mente di questo sodalizio criminale è stato arrestato, mentre altri 5 componenti sono stati posti agli arresti domiciliari. Per altre 11 persone invece è disposto l'obbligo di dimora.
dimora. Ulteriori dettagli ve li forniremo nelle edizioni serali dei nostri telegiornali. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Continuiamo con la cronaca. La coraggiosa denuncia di una madre trevigiana ha permesso l'arresto del push che dopo aver venduto della droga al figlio minorenne lo ossessionava con richieste di denaro. Spaccio ed estorsione. È costata l'arresto a un 33enne di origini slovene residente a Treviso la denuncia di una madre che ha scoperto che il figlio minorenne aveva comprato da uno spacciatore mezzo chilo di marijuana, stupefacente che non aveva del tutto pagato, e per questo il ragazzo era diventato bersaglio di continue minacce e pressioni da parte del 33enne. Non solo lui, ma l'intera famiglia, che prima di decidersi a denunciare il malvivente ha dovuto affrontare un vero e proprio calvario. Intimidazioni telefoniche e via SMS a madre e figlio, con la minaccia che in caso il debito non fosse stato saldato entrambi sarebbero andati incontro a gravi conseguenze, finché la donna nel maggio scorso non si è decisa a raccontare tutto ai carabinieri. Un atto coraggioso che ha permesso ai militari dell'Arma di Treviso di avviare le indagini e di ottenere dal GIP, grazie alle prove raccolte, un'ordinanza di custodia cautelare a carico dello sloveno, con diversi precedenti di polizia alle spalle, eseguita ieri sera. Il 33enne è stato posto ai domiciliari e ora dovrà rispondere, come detto, di spaccio di droga ed estorsione. Continuiamo a parlare di droga perché i carabinieri hanno arrestato un uomo che avrebbe venduto ad un padovano una dose di cocaina che ha provocato un infarto e la morte del 44enne. Quando un ristoratore padovano colpito da infarto è stato trovato senza vita nella sua abitazione, sono scattate le indagini dei carabinieri per far luce su quanto accaduto. E così ora, a distanza di oltre un anno, è stato arrestato uno straniero, risultato responsabile di aver causato la morte del 44enne. Poche ore prima, infatti, lo spacciatore gli aveva ceduto una dose letale di cocaina. Il reato contestato è quello di morte come conseguenza di altro reato e spaccio di sostanze stupefacenti. Ancora cronaca, aveva accoltellato un connazionale durante una festa, poi era fuggito nel suo paese d'origine e quando è tornato in Italia è stato arrestato per tentato omicidio. In manette un domestico cingalese, l'aggressione il 3 luglio scorso a Preganziol. Era fuggito nel suo paese d'origine, ma ieri è tornato. Per lui sono scattate le manette per lesioni gravi e tentato omicidio. L'uomo, 42 anni, cingalese di professione domestico, aveva accoltellato un connazionale durante una festa in un'abitazione presa in affitto a Preganziol. La lite, scaturita per futili motivi, è avvenuta il 3 luglio. La vittima, un 37enne, è stato colpito più volte al torace con un coltello da cucina reperito sul posto. L'uomo è stato poi trasportato d'urgenza in ospedale in condizioni critiche. L'aggressore invece si era reso irreperibile, fuggendo nel suo paese. Ieri è tornato in Italia e atterrato all'aeroporto di Venezia ed è stato subito arrestato dai carabinieri in collaborazione con il personale della Polaria e tradotto in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia. La vittima, dopo un primo ricovero d'urgenza in prognosi riservata, era stata operata per tamponare la ferita che avrebbe potuto avere esiti mortali. Adesso si trova fuori pericolo. Blitz all'hotel Forcelletto di Cismon del Grappa durante il controllo da parte dei carabinieri di Solagna in collaborazione con i colleghi del NAS di Padova e i tecnici dell'ULS 7 Pedemontana di Bassano del Grappa è stato rintracciato un ricercato. Si tratta di Giampaolo Schiavon, 56 anni di Quinto, destinatario di un mandato di cattura emesso dalla Procura di Treviso. L'uomo doveva scontare un anno di carcere per una truffa compiuta lo scorso giugno a Quinto di Treviso ed ora al vaglio dei militari anche la posizione del gestore dell'albergo. Rischia l'accusa di favoreggiamento personale nel caso abbia in qualche modo agevolato la latitanza di Schiavone. Non solo, ma l'albergo è stato posto sotto sequestro perché è risultato privo di autorizzazioni allo svolgimento dell'attività e sanzionato per evidenti carenze igienico-sanitarie. Schiavone ora si trova in carcere e l'albergo invece è stato chiuso. Incidente nella notte sulla provinciale 247, l'automobilista investe un ciclista ed è grave. Barbarano, ciclista travolto da un'auto, è in gravi condizioni. Incidente nella notte lungo la strada provinciale 247. La Golf, condotto da una ventenne di origini romene ma residente a Longare, ha investito una 34enne che in bicicletta stava percorrendo la provinciale. L'impatto è stato violentissimo. La donna, originaria di Napoli e senza fissa dimora, in sella alla bicicletta è stata sbalzata a terra, riportando la frattura del bacino e danni alla milza. Immediatamente soccorsa dal SUEM 118 è stata trasportata all'ospedale
San Bortolo di Vicenza, dove è ricoverata in prognosi riservata. Sul posto, per i rilievi del caso, i carabinieri di Longare, che hanno sottoposto la giovane automobilista all'alcol test e sostanze stupefacenti, risultando peraltro negativa. Ieri pomeriggio alle 10 settembre è stato arrestato, rintracciato ed arrestato in provincia di Verona D'Andrea Giovanni, nato a Valdagno e nell'89 residente ad Arzignano, celibe pluripregiudicato, aveva rapinato un'anziana signora davanti all'ospedale di Montecchio Maggiore nel 2015 ed aveva perpetrato diversi furti commessi tra il 2012 e il 2016 nelle province di Vicenza e Padova. I carabinieri di Arzignano lo hanno trovato a Verona e lo hanno arrestato, dovrà scontare 3 anni di carcere. E questa sera alle 19:30 a Palazzo Chigi il Premier Giuseppe Conte incontrerà una delegazione di 10 sindaci che porteranno a Roma le loro richieste per quanto riguarda il bando periferie, tra loro anche il primo cittadino di Treviso, Mario Conte. Con i quali porteremo delle testimonianze legate alla progettualità. A noi ci basterebbe uscire, almeno quanto riguarda Treviso, con la certezza che nel 2020 questi fondi ci saranno. E devo dire che, vista anche la disponibilità del Premier di incontrarci, sono assolutamente fiducioso. Se i fondi nel 2020, così come scritto nell'emendamento, arriveranno, per Treviso non cambierà assolutamente niente. Tanto è vero che noi stiamo procedendo con la progettualità e entro il 15 di settembre, scadenza stabilita da questo governo, non presenteremo tutti i progetti esecutivi. Quindi noi in questo momento stiamo proseguendo nel percorso indicato dal bando periferie. È bufera dopo le dichiarazioni di Giancarlo Gentilini ad Antenna 3 con l'appello a tutti gli eletti perché si autotassino così da contribuire alla raccolta dei 49 milioni. Ieri prima puntata di Ring, subito con i fuochi d'artificio nelle parole dell'onorevole Coin, perché intervistate Gentilini. Gli servono le armi, gli serve l'esercito, gli serve una strategia di battaglia, gli serve un campo di battaglia, gli serve un nemico, gli serve tutto. Chi ha gestito la Lega ha sempre raccolto i fondi da destinare alla Lega. Vorrei sapere Giancarlo Gentilini nella sua storia quante erogazioni volontarie ha contribuito per il denaro, no? Sbaglia, è ingeneroso quando dice queste cose. Sbaglia completamente, 5.000 euro parlamentari, ma anche 4 che ne restassero. Me ne restano ancora di più di quelli che mi restano in realtà. Non ha nemmeno la consapevolezza della quantificazione economica. Ecco perché dico, perché lo intervistate? Beh, insomma, ho capito, insomma, ma se ogni volta, ma poi lo intervistate, poi venite a chiedere a me di commentare un'intervista che non sta da nessuna parte. No, lei è libero, però onorevole, di dire non replico, nel senso, no, però no, è vero bisogna replicare, bisogna replicare perché c'è di fondo un'inesattezza che non è quella economica, perché i parlamentari, i consiglieri regionali possono restare anche con 2.000 euro al mese, ma l'ingenerosità è nei confronti del partito. Stop alle aperture festive degli esercizi commerciali, il governo lavora ad una legge entro l'anno, la grande distribuzione lancia l'allarme posti di lavoro, ma i vicentini si dicono possibilisti, meglio la famiglia. E per me va benissimo non fare la spesa di domenica, sono contraria ad andare al supermercato la domenica. Anche se questo può significare meno posti di lavoro? Sì, purtroppo sì, mi spiace per loro, però sono convinta che bisognerebbe trovare un po' di più tempo per rimanere in famiglia. La cosa importante è che chi vuole lavorare lo gli paghi nel modo giusto. Io cerco di evitare, cerco di andare gli altri giorni, sarebbe bello che la domenica fosse più per la famiglia, per godersi, perché è proprio, anche perché ci sono tantissime donne che lavorano, hanno i bambini a casa ed è un'opportunità questa per poter stare anche in famiglia. Come in tutte le cose si debbano modulare esigenze contrapposte, quindi abolire completamente una pratica che mi sembra ormai di ampio uso anche in Europa, non mi sembra una misura, mi sembra una misura eccessiva. Sicuramente
da applicare l'apertura domenicale con rispetto di quello che è il diritto delle persone che lavorano in questi esercizi che rimangono aperti. Magari non so, ecco, magari tenere chiuso Santo Stefano, Pasquetta. Esatto, magari modulare le festività, diciamo quelle più importanti. Per vantaggio mio direi lasciateli aperti, però per il discorso delle famiglie, di stare, le persone di stare con la propria famiglia, direi forse dovremmo chiudere e fare la domenica tutti in riposo, oppure sì, fare qualche domenica sporadica durante l'anno. È bello la comodità per tutti, questo si sa, però mi dispiace per chi lavora di domenica. Io purtroppo ho lavorato per tanti anni di domenica e io di domenica non lavorerei più. Però e magari modularle queste aperture, magari nelle domeniche sì. Beh, questo sì, qualche domenica aperta magari. Sono decisamente a favore perché non è neanche normale che la gente lavori a domenica, insomma, tutto sommato. È importante che non vada a incidere nell'occupazione delle persone. Magari ho sentito che ci sono parecchie persone che restano a casa per quel motivo lì. Non si può più fare la spesa di domenica, e allora? Allora va bene, facciamo una spesa sabato o lunedì. Aggressioni in ospedale o negli ambulatori nel 2017 sono state ben 300 le segnalazioni da parte degli operatori dell'ULSS 2, medici, infermieri ed impiegati, spiega il direttore generale Francesco Benazzi, sono sempre più in difficoltà durante il loro lavoro. Sentiamo. 300 segnalazioni di aggressioni da parte di pazienti o familiari ai danni del personale dell'ULSS 2, 34 gli episodi violenti che hanno costretto gli operatori a ricorrere alle cure mediche, un fenomeno che solitamente si verificava maggiormente nell'ambito dell'area dell'emergenza ed urgenza e psichiatria, ma ora sembra che si stia diffondendo anche nell'area medico-geriatrica, oncologica e presso gli sportelli amministrativi. Noi abbiamo delle realtà a rischio, direi la psichiatria, quindi pazienti che naturalmente si scompensano, eccetera, ma anche nel pronto soccorso gli utenti o l'utente che deve aspettare di più perché evidentemente ci sono codici più importanti, alla fine si spazientisce e naturalmente usa parole, termini verbali molto pesanti. Situazione che non può essere più tollerata, i medici, gli impiegati e gli infermieri sono sempre più in difficoltà nell'espletare la propria attività. I nostri operatori che lavorano bene, che sono umanizzanti nei confronti dell'utenza, qualche volta purtroppo subiscono delle violenze sia verbali che anche fisiche. Onde evitare che questo continui faremo dei corsi con degli specialisti per spiegare loro come devono porsi nei casi in cui succedono queste anche violenze verbali e come affrontare la cosa, e dopo anche per un supporto psicologico per il nostro operatore nel momento in cui dovesse subire un'aggressione. Così l'ULSS ha dovuto intervenire e ha deciso di organizzare dei corsi. L'obiettivo è semplice: aiutare il personale a identificare precocemente comportamenti aggressivi e violenti e mettere in atto tutte le possibili strategie per dissuadere, disinnescare e depotenziare i comportamenti aggressivi nei pazienti e nei familiari difficili. Dei corsi di stemperamento dell'aggressività della persona che uno ha di fronte, di come porsi, di come atteggiarsi, di come rispondere e casomai anche, se serve, chiedere aiuto immediatamente alle forze dell'ordine, senza aspettare poi che gli episodi di violenza possono arrivare fino all'aggressività personale. Un modo per fornire ai propri dipendenti tutti gli strumenti per riuscire a lavorare in assoluta tranquillità in un contesto, quello lavorativo, fattosi ormai per numerose professioni, tra cui quelle sanitarie, complesso e difficile. Siamo fiduciosi perché contemporaneamente credo che anche dare la pubblicità a questa cosa possa far capire anche a chi pensa che con la violenza verbale si possa risolvere tutto, e invece ci sono altri mezzi, chiaramente cercando di spiegare pacatamente le proprie problematiche, le proprie esigenze. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria. Rieccoci nuovamente in studio con la prima edizione regionale dei nostri telegiornali. Ci spostiamo a Venezia, nuovo capitolo della saga polemica sul maltrattamento di Venezia. Questa volta però coinvolge una star in smoking che pasteggia nel cuore della notte in una pizza. Eccolo l'attore italiano Stefano Accorsi in piazza San Marco dopo la passerella alla mostra del cinema. Questo scatto pubblicato sulla sua pagina Facebook ha attirato violenti critiche. Se vuole mangiare la pizza se la porti in camera, dicono le associazioni in difesa del decoro cittadino. Per la prima volta l'Estata Cafona coinvolge un testimonial d'eccezione che, suo malgrado, è protagonista di un book di malinconica maleducazione.
Il 400 ad un concerto di un rapper non sarebbe una notizia se non si fosse tenuto in una parrocchia trevigiana e se lui nelle sue canzoni non parlasse di Gesù. Non mi vergogno di dire che c'è un sogno, di Cristo c'ho bisogno, di Cristo è la mia fede e la potenza di Dio per chiunque oggi crede. Parlare di Dio ai giovani usando il linguaggio del rap, anzi del gospel rap. E a San Bugè di Preganziol l'iniziativa del gruppo parrocchiale è piaciuta così tanto che sono accorsi in 400 ad ascoltare il pioniere italiano del genere, Thomas Valsecchi, in arte shock, passato per esperienze forti, rischiose prima di scoprire la fede. A un certo punto ho capito che lui poteva darmi la speranza di dare un perché alla mia vita, e così ho deciso di arrendermi, mi sono arreso, ho detto io ho provato di tutto, ho provato la droga, la prostituzione, amici, donne, e tutti mi hanno sempre tradito, ho fatto del male, sempre portato più a fondo, ho detto tu sei l'unica speranza che mi è rimasta, e lui ha risposto in una maniera meravigliosa, perché se oggi giro l'Italia e fuori l'Italia dire che lui ha cambiato la mia vita, quindi... Abbiamo invitato Shock a San Bugè per dedicare una serata per i giovani, pensata per loro, per trasmettere un messaggio di speranza e di pace. Non tutti i messaggi che la società trasmette sono sempre messaggi tenebrosi, di morte. Lui porta un messaggio che attraverso la fede, attraverso Gesù, attraverso la conversione c'è sempre speranza, c'è sempre vita. Di quello che lui sta vivendo dentro, quello che ha vissuto e quello che ha provato. Poi lui lo mette in musica, una musica è un linguaggio che i ragazzi magari comprendono, apprezzano, perché è nelle loro corde. Ma alla serata hanno partecipato anche molti adulti. Alcuni messaggi sono un po' per tutti, poi forse anche la curiosità di vedere un artista un po' fuori del comune che sa parlare attraverso la musica con grande coraggio del Signore. Aiuta a testimoniare l'amore che ha verso Dio, gli esprime la difficoltà, tutte le difficoltà che ha passato, e allo stesso tempo esprime anche la speranza che devono avere e la gioia nel vivere. È bello sentire che insomma ci sono anche delle persone che possono rialzarsi, possono acquisire consapevolezza e maturità anche dalle storie difficili. Si è svolto a Favaro il Memorial Giuseppe Mannuca, il ragazzo che ha perso la vita sulla Jesolana, sul campo da calcio I suoi amici, contro l'Associazione Magistrati di Venezia e di Treviso. Giuseppe è un ragazzo di 20 anni, è un ragazzo pieno di vita, di obiettivi, di voglia di ricercare, di voglia di andare oltre. È un ragazzo che ha studiato all'università, aveva cominciato questo suo percorso, un ragazzo che è cresciuto nel mondo dello sport e che aveva comunque questa attenzione verso il sociale, in mille modi. A cominciare dalle cose più semplici fino ad arrivare a qualcosa di più strutturato, che in qualche modo noi stiamo continuando in sua vece. Ne parla ancora al presente la mamma di Giuseppe Mannuca, il ragazzo di 20 anni che ha perso la vita in un incidente lungo la Jesolana nell'ottobre 2013. Da allora la sua famiglia lo ricorda con un memorial e sabato pomeriggio sul campo da calcio di Forte Cosenza a Favaro si sono sfidati i suoi amici più cari e l'Associazione Magistrati di Venezia e Treviso. È una manifestazione molto importante alla quale teniamo, che si rinnova, e quindi è un segno positivo quello del ricordo, perché le persone che hanno ben lavorato e ben meritato giustamente vanno anche onorate, e in più è un'occasione per fare dello sport, noi poi con le squadre di ragazzini che ci sono, quindi questo all'interno di una società è certamente molto positivo. Una delle persone più belle che abbia conosciuto, una persona che metteva gli altri prima di se stesso e resterà sempre viva nei nostri cuori. Giuseppe era il fulcro del nostro gruppo. Giuseppe era un ragazzo speciale, per questo si prodigava per gli altri. Nell'ultimo anno della sua giovane vita Giuseppe ha incontrato Nausicaa nell'ambito della sua attività come istruttore di nuoto. Un incontro che è nato con mille perplessità da parte di Giuseppe, sicuramente non aveva strumenti adeguati per poter rivolgersi a ragazzi autistici, ma
aveva il cuore, ecco, che lo portava avanti, e in modo magico si è costituito un rapporto meraviglioso con Nausicaa. Nausicaa, a detta proprio dei suoi genitori, ha migliorato le sue capacità di relazione, ha migliorato la sua capacità di essere all'interno, di essere inserita all'interno della scuola. Da quando lui se n'è andato per Nausicaa non è più stato lo stesso, ma in virtù di quanto Giuseppe aveva fatto è nata una collaborazione con Città di Smeraldo, che si occupa di studiare forme di vita autonome per i ragazzi autistici. È un progetto pilota che nasce appunto inizialmente con 4 ragazzi dai 17 anni ai 22, quest'anno si estenderà e si amplierà a 6, 5 maschi ed una femmina per la prima volta, che vede loro dal venerdì alla domenica, con l'aiuto di 10 operatori offerti dalla cooperativa Ancora del Comune di Venezia, preparati ovviamente in ambito autistico, vede i nostri ragazzi iniziare un percorso verso l'autonomia. Siamo arrivati al termine e prima di chiudere vi ricordo fra qualche minuto la nostra trasmissione ore 13, si parlerà di chirurgia robotica con il dottor Mario Mangano, dirigente medico di urologia del Cafoncello, il dottor Marco Massani, dirigente medico di quarta chirurgia sempre del Cafoncello, il dottor Luca Bonariol, dirigente medico della chirurgia generale sempre del Cafoncello. Questa sera invece la nostra trasmissione 20 e 10 si parlerà di incubo West Nile con il primario di microbiologia Roberto Rigoli e il farmacista Livio Patelli. E questa era l'ultima notizia, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito, buona giornata. Ben ritrovati al meteo. Sarà una giornata all'insegna del sole sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto la giornata sarà caratterizzata da un ampio soleggiamento ovunque, con il cielo che si presenterà del tutto sereno, salvo per qualche foschia al primo mattino, peraltro in rapido dissolvimento. Diamo uno sguardo anche alle temperature. Le minime saranno comprese tra 16 e 20 gradi. Valori massimi invece oscillanti tra 27 e 31 gradi. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Poche novità anche su questa regione, dominerà il sole ovunque grazie alla protezione dell'anticiclone africano. Cielo sereno praticamente ovunque, al massimo velato sui settori montuosi nel corso delle ore pomeridiane, ma del tutto innocui. Vediamo le temperature, minime comprese tra 17 e 19 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 28 e 31 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, sarà bel tempo anche su questa regione. Ampio soleggiamento su tutti i settori, anche qui con innocua nuvolosità pomeridiana sulle estreme Alpi di confine. Diamo un'occhiata anche alle temperature, minime comprese tra 15 e 16 gradi, massime oscillanti invece fra 30 e 33 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.